Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi vi voglio portare una doppia notizia di calciomercato che renderebbe tutti noi tifosi napoletani veramente in delirio. Ragazzi, attenzione perché sono due indiscrezioni che ci arrivano, una dalla Francia e una dalla Spagna, quindi rimanete fino alla fine perché vi stiamo per svelare due nomi veramente molto importanti. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale I Signori di Napoli, il canale dedicato a tutte le ultime news direttamente dal caro vecchio Napoli. Ragazzi, ebbene sì, c'è giunta voce di un interessamento di De Laurentiis per un giocatore che milita nel Paris Saint-Germain, un ex giocatore che ha giocato appunto nel nostro campionato italiano. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Milan Skriniar, ex interista, ora in forza al Paris Saint-Germain. Il giocatore attualmente non rientra più nei piani tecnici del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che non lo vedrebbe assolutamente tra gli 11 titolari. Il giocatore vuole assolutamente lasciare Parigi per mettersi in mostra e il fatto che Antonio Conte sia sulla panchina del Napoli ha accelerato un po' i discorsi con il suo entourage. Infatti il giocatore sarebbe molto contento di vestire la maglia napoletana. Ma di che offerta stiamo parlando? Stiamo parlando di un'offerta da parte di Manna per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al numero di presenze del giocatore e al piazzamento del Napoli in campionato, appunto riscatto fissato per il prossimo giugno. Il Paris Saint-Germain ovviamente dovrebbe pagare anche una parte dell'ingaggio perché comunque il giocatore guadagna ben 10 milioni di euro, però attenzione perché sarebbero molto propensi a lasciarlo partire, soprattutto anche con questa formula, perché riuscirebbe meglio a vendere a giugno anche un giocatore che non rientra più assolutamente nei parametri del Paris Saint-Germain e comunque ha uno stipendio di 10 milioni di euro. Dall'altra parte Conte avrebbe un centrale che insieme a Buongiorno formerebbe sicuramente la coppia più forte del campionato italiano. Quindi questa, ragazzi, piccola indiscrezione che vi riportiamo direttamente dalla Francia e analizzeremo nei prossimi video. Comunque vi terremo sempre aggiornati. La seconda voce riguarda un colpo dalla Spagna, un argentino che farebbe carte false per vestire azzurro. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, campione mondiale con l'Argentina, ex udinese, adesso in forza all'Atletico Madrid. La sua esperienza in Spagna è stata molto positiva, il giocatore ha dimostrato di essere comunque uno dei migliori centrocampisti a livello europeo. Però cos'è cambiato? È cambiato che Simeone a centrocampo ha la coperta molto lunga e ha giocatori di non fuori classe ma di livello, di altissimo livello. Ecco perché Rodrigo De Paul potrebbe non essere più negli 11 titolari di Simeone. Quindi attenzione che il suo entourage l'ha proposto al Napoli. Conte, anche se comunque a centrocampo tra McDominay, Anguissa, Lobotka, e Gilmour, che ha ben figurato contro il Milan, potrebbe comunque decidere di integrare questo talento nella rosa del Napoli, che comunque, ragazzi, sta puntando, ve l'abbiamo già detto, alla vittoria del campionato, quindi per il girone di ritorno sarebbe un acquisto stratosferico. Se pensiamo anche in ottica futura, per un ipotetico ritorno in Champions League, avere una rosa qualitativamente così ampia sarebbe una manna dal cielo. Non è semplice una trattativa perché comunque il giocatore guadagna molto, ma attenzione, la volontà del giocatore di far parte della rosa di Antonio Conte e soprattutto di vestire la maglia, quella che fu di Maradona, potrebbero veramente cambiare le carte in tavola. Quindi, ragazzi, attenzione, iscrivetevi al nostro canale perché vi aggiorneremo su questa trattativa e su quella di Skriniar nei prossimi video. Per il resto, ragazzi, attivate la campanella delle notifiche, fateci sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buon fine settimana.